Appuntamento di questa terza serata cesenate qua al Savio, il premio Piscina, Club Ippodromo. I cavalli sono 5, quindi tutti raggruppati dietro le ali dell'Autostart che li sta aspettando per questa corsa sui 1660 metri. Sono cavalli di 5 anni e oltre in categorie C e B, ovviamente, che danno un assoluto prestigio a questa quarta corsa con una dotazione di 9.570 euro. Andiamo a vedere il campo partenti quando si accendono le luci dell'Autostart e chiamano a raccolta appunto i 5 concorrenti. Il numero 1 è Art of Steel, origine olandese, guidato da Antonio Di Nardo. Il 2 è Can dei Greppi, VP dell'Annunziata. Il numero 3 è Fiorano, di origine tedesca. Il numero 4 è guidato da Marco Stefani, con il numero 4 Fatimo di Frank con Cosimo Fiore. Chiude il gruppo, il piccolo gruppo di cavalli Brezza Ducras con Jenny Riccio. L'Autostart sta concludendo il suo percorso nella curva che introduce alle tribune, dove darà il via a questo quarto appuntamento di questa serata cesenate. La macchina accelera, sono grandi scattisti in questa corsa e il più veloce di tutto al via sembra proprio Fiorano. Fiorano, quando non siamo ancora davanti alla torretta della giuria, ha già preso il sopravvento, è seguito da Art of Steel, dietro di loro si mette Can dei Greppi e poi dopo Fatimo di Frank e Brezza Ducras. Quindi subito prende in mano Marco Stefani, perché il grosso del lavoro è stato fatto, come era appunto nelle aspettative di chi aveva provato a indovinare chi andava davanti in questo contesto. 15 e 6, quindi ha già preso assolutamente il cronometro dalla sua Marco Stefani, piccolissimo strappo iniziale, condiviso ovviamente anche da Art of Steel, che non ha opposto grandi resistenza all'abbrivio velocissimo di Fiorano. Quindi arriviamo adesso ai 400 metri in 31,3, un 15,7 di tutto comodo davanti alle scuderie, e il gruppetto in fila indiana tranquillamente prova a superare indenne anche questa seconda curva, la curva di sinistra, che torna a riportare i cavalli davanti alle tribune dove il pubblico li osserva attentamente. Fiorano, Marco Stefani senza nessun tipo di problema, guida davanti a Art of Steel, poi abbiamo il numero 2 di Can dei Greppi, adesso velocissima a destra arriva Brezza Ducras, 800 metri in 1,26, 1,18,2 tradotto in media chilometrica. Brezza Ducras prova ovviamente ad avvicinarsi ai primi, ma ovviamente i primi accelerano e quindi Marco Stefani che richiama il suo allievo a maggiore impegno, arriviamo al chilometro in 1,17,3 di assoluto comodo, ma adesso arriva il bello, davanti a tutti Fiorano se la dà a gambe, Brezza Ducras regge al momento l'andatura molto violenta imposta dall'attuale leader, li segue sempre Art of Steel, gli altri due cavalli sembrano un po' più in difficoltà, entriamo negli ultimi 400 metri, attenzione perché abbiamo l'ultimo parziale in 13,4, tanta roba per quella che era la retta delle scuderie, la curva che immette nella retta d'arrivo si chiude in questo momento, un altro 14 per Fiorano che prova a scappare ma gli rimangono molto vicini sia Art of Steel sia Brezza Ducras. Art of Steel non ce la fa neanche Brezza Ducras, quindi vince Marco Stefani che va al raddoppio, quindi vince Fiorano con la guida appunto di Marco Stefani per Mauro Baroncini. Il signor Raffaele Sepe, la proprietà del cavallo per questo castrone di 7 anni, figlio di Tiger Wood e Fiona Co, e quindi vince il numero 3 davanti, guardiamo lo slow motion, quindi 3, direi 1 di Art of Steel al secondo posto, 1 di Art of Steel al secondo posto, al terzo posto il numero 5, poi il numero 4 che sul palo mette qualcosa davanti, quindi Fatimo di Frank davanti a Can dei Greppi.